Argomento, parliamo della terza edizione del premio letterario Audax, unico premio dedicato a chi non ha titoli di studio. Fondato e concepito dall'editore e scrittore Emanuele Franzi, in collegamento con noi dallo studio di Udine. Buongiorno. Buongiorno a tutti, salve. Buongiorno, allora perché questa scelta un po' a rovescio, no? A chi non ha titoli di studio? Sì, funziona come Alice nel Paese delle Meraviglie. Di solito appunto in molti posti uno deve autocertificare di essere laureato, invece per partecipare al premio letterario Audax bisogna autocertificare di non avere la laurea, e non è tutto. A parità di merito di un'opera vince chi ha il titolo di studio inferiore. Ormai la terza edizione, partito nel 2015 con discreti risultati, e parte dalla presa di coscienza che spesso chi non ha la laurea viene un po' giudicato come una persona da meno e soprattutto è più intimidito, è più riservato, no? Soprattutto chi non vive in città, nei piccoli paesi di campagna, di montagna, il talento, il poeta non riesce a esporsi proprio perché non ha avuto la possibilità di una formazione regolare, e noi lo andiamo a scovare. È un po' come un'iniezione di autostima, ecco, no? Sì, perché appunto le zone montane, le zone di campagna, anche logisticamente coi trasporti, molti giovani che scrivono canzoni, che scrivono poesie, non hanno avuto la possibilità di studiare letteratura, metrica e cose di questo genere, quindi si sentono, come dicevo prima, un po' intimiditi nell'esporsi. Poi io faccio l'editore da 11 anni e dirigo la casa editrice Audax, e quindi per esperienza dico che anche nel campo editoriale chi propone dei manoscritti si sente giudicato, ed è giudicato anche è un luogo comune, però purtroppo è vero, quello non è laureato, oppure la prima cosa che si chiede è dove ti sei laureato. Invece la storia dimostra il contrario, che in ogni campo dello scibile umano chi non ha fatto dei percorsi regolari non vuol dire che non abbia dei talenti nascosti che poi si rivelano grandissimi. Ma chi sono i vincitori delle scorse edizioni? Ma allora, con sorpresa anche di tutti, nella prima edizione del 2015 ha vinto Franco Pasqua, un di Cosenza, ultra ottantenne carrozziere, poi riconosciuto non solo con questo premio ma anche da altri, e il terzo posto, e questa è stata la sorpresa di tutti, l'ha vinto una ragazza di appena 12 anni, Emma Giadrini, udinese, che ha sorpreso anche tutta la giuria con questi versi toccanti. E premetto che la giuria non conosceva l'età dei partecipanti, valutava appunto a busta chiusa solo l'opera, quindi questo talento genuino di una dodicenne con questi versi toccanti, forse ancora non forgiati, che non avevano ancora preso forma proprio da quell'istruzione superiore, è stato molto molto toccante e commovente. Allora, c'è tempo di iscriversi fino al 21 luglio nella giuria di quest'anno. Angelo Tonelli, un premio Montale, Pino Roveredo e lo scrittore Angelo Flora. Ma poi la premiazione? La premiazione quest'anno verrà nella prestigiosissima sede della Biblioteca Guarneriana di San Daniele. Un concorrente può scaricare appunto il bando completo dal sito premioaudax.it, e soprattutto non deve essere laureato, anzi se ha il diploma può partecipare, ma a parità di merito con uno che ha la terza media vince quello che ha la terza media, quindi meno titoli si hanno, più possibilità si hanno di vincere. Prima di salutarci, una curiosità: nel corso della prima edizione anche addirittura la regina Elisabetta d'Inghilterra ha espresso apprezzamenti per questo premio. Come sì, mi ha fatto pervenire una lettera da Buckingham Palace, la regina, per farmi un apprezzamento a quest'idea, perché la regina stessa non è laureata, essendo nobile ha avuto una formazione privata, ma non solo la regina, anche scrittori come Claudio Magris, Marco Travaglio, insomma l'originalità di quest'idea, che è unica in Italia, penso nel mondo, cioè di premiare chi non ha titoli di studio, è così singolare che ha suscitato un eco non indifferente. È stato recensito in Canada, in Croazia, e penso ai tanti italiani che nel dopoguerra sono emigrati e quindi non hanno avuto la possibilità di laurearsi, quindi mi rivolgo anche a loro. Grazie Emanuele Franz, organizzatore del premio letterario Audax, grazie e in bocca al lupo per questa edizione.